Bentornati cari amici a questa nuova puntata di Aquile Libere, una trasmissione ideata e curata da Aquile dal Friul che va in onda su Tele Pordenone, canale 15 del digitale terrestre, tutti i martedì sera dopo il telegiornale alle ore 20:45 circa e in replica il mercoledì mattina. Prima di iniziare questa puntata ricchissima volevo ricordarvi quelli che sono gli indirizzi e riferimenti internet e social per poter interagire con noi, che sono mail aquilelibere.info@gmail.com oppure il nostro sito internet da visitare che è aquiledalfriul.org e naturalmente Facebook Aquile dal Friul. Bene cari amici, Aquile dal Friul è un movimento politico friulanista, l'unico presente in regione Friuli Venezia Giulia e si occupa dell'ideazione e della cura di questo programma televisivo. Come ogni movimento politico territoriale, per così dire, che si rispetti, oltre naturalmente ad avere il suo presidente, il suo segretario, il suo addetto stampa, ha anche dei referenti di zona, dei referenti territoriali che si occupano ognuno appunto delle problematiche territoriali di loro competenza. Qui con noi stasera abbiamo Christian Fior, che è il referente per il Friuli Collinare e Montagna, e appunto lui che volevo chiedere, esporre alcune domande. Il nostro movimento, Christian, tu sai benissimo che non solo si erge a paladino per contrastare quella che potrebbe essere considerata la prepotenza un po' romana oppure addirittura quella triestina, ma anche e soprattutto per difendere il nostro territorio e la nostra gente. Tu che ti occupi di collinare e di montagna, che cosa noti che non va? Prendiamo la montagna. Cosa noti che non va? Cosa noti che si potrebbe fare per migliorare la situazione in montagna e soprattutto quello che sostanzialmente va fatto assolutamente, perché evidentemente è da anni che non viene fatto e non si prende per mano? Innanzitutto sarebbe da controllare le strade, perché ci sono tante strade disastrate, un po' per colpa del tempo, la neve, vengono bersagliate continuamente da agenti atmosferici e nessuno le va a risistemare, per cui ci troviamo magari buche oppure erba alta vicino alle strade, la careggiata, che magari è un incrocio, non riesce a vedere dall'altra parte e potrebbe succedere qualche incidente, qualche rottura e lì via. Purtroppo i comuni non possono fare più di tanto per il fatto che le risorse non ci sono. I volontari cercano di venire incontro alle esigenze, però purtroppo si sa che se non si dà una mano, magari anche prende solo la benzina, non si può lavorare, non si può mettere a posto questi ambienti. Certo. Poi anche turismo, abbiamo penso una delle più belle regioni d'Italia per il fatto che a nord abbiamo le nostre montagne e a sud il mare, però il nord è un momentino messo da parte. Abbiamo Tarvisio che è una perla anche d'estate perché riesce a coinvolgere i ragazzi con tante attività, però abbiamo altre zone che magari come Forni ha bisogno proprio di un aiuto perché un pochettino messo in parte, non è valorizzato come dovrebbe essere valorizzato veramente dalla regione. La giunta Serracchiani cosa ha fatto? Chi? Scusa, no. Io so che Incarni ha preso tantissimi voti, però quanto io ho visto e ho sentito, dopo i voti è stata come la nebbia, si è disciolta col sole, non si è fatta più vedere, oppure è andata a vedere magari giusto un taglio di un nastro, però dopo effettivamente non so esattamente cosa fa. Poi doveva correre al porto di Trieste perché era molto più importante inaugurare quello, forse. Sì, e poi c'è la bolla, la nebbia torna su, sai com'è. Certo. Non ti chiedo della giunta Federica perché per correttezza si è appena insediata, per cui insomma diamo correttamente il tempo a questa giunta, anche se qualcosa sostanzialmente si può dire, ma naturalmente non vogliamo anticipare i tempi. Io ti ringrazio Christian e alla prossima. Grazie. Vi ricordo che potete seguire Aquile Libere tutti i martedì sera, subito dopo il telegiornale serale di Tele Pordenone in questa emittente, canale 15 del digitale terrestre. In questa rubrica promossa dal movimento Aquile dal Friul tratteremo argomenti di natura politica, di Friuli, di territorio,
di cultura e perché no del sociale della nostra regione Friuli Venezia Giulia. Rieccoci cari amici in studio. Prima di presentare Andrea Pasi, referente per Pordenone e Friuli Occidentale del Movimento Aquile del Friul, vi ricordo che potete scriverci e interagire con noi all'indirizzo mail aquilelibere.info@gmail.com. Ecco Andrea, io con te volevo affrontare un argomento interessante, particolare, culturale, pittoresco e chi più ne ha più ne metta, la bandiera del Friuli. Ok, sia io che te diciamo abitiamo in un settore particolare del Friuli, che è il Friuli Occidentale, e ognuno di noi diciamo per lavoro o per altro gira per le strade e affronta appunto quelli che sono i paesaggi e i vari paesi o paesini o città della nostra zona. Non so se tu ti sei reso conto, ma negli ultimi mesi c'è un fiorire, così si può dire, perché il blu e il giallo sono dei bellissimi colori, di bandiere del Friuli ai balconi, nei terrazzi, nei giardini delle case, sempre un numero sempre maggiore. Ricordiamo che la bandiera del Friuli è una bandiera ufficiale di una regione che è all'interno di una regione che va dal fiume Livenza al fiume Timavo e dall'Adriatico al confine austriaco. È rappresentata naturalmente da un'aquila gialla con lo sfondo blu. C'è una versione anche con sfondo rosso che, ricordiamo, non è come tanti scherzosamente hanno insinuato una forma di soviet friulano, è semplicemente il colore che adottavano le truppe, diciamo, ai tempi dello Stato patriarcale, attorno al 1300, al 1400. Questa diffusione delle bandiere nei giardini, nei balconi delle case di cittadini che potrebbero mettere quello che vogliono, ma mettono quelle bandiere, che cosa può rappresentare in questo momento, questo continuo crescendo? Ma io penso che sia un segno, insomma, distintivo, soprattutto in questi tempi dove è forte la voglia, secondo me, di far sentire la propria identità culturale, la propria appartenenza a delle tradizioni che appunto hanno radici abbastanza indietro nel tempo, insomma. Come tu hai detto, appunto, la bandiera è stata usata fin dal tempo del patriarcato di Aquileia. Proprio l'Aquila sta proprio a rappresentare il patriarcato di Aquileia. Dicevi bene cultura, perché siamo consci del fatto che, carte alla mano, diciamo così, Trieste sta assorbendo un po' tutti quelli che sono i fondi destinati allo sviluppo della cultura. Ricordiamo, Trieste, diciamo che possiede un quinto della popolazione regionale e un ventesimo del territorio regionale. Nonostante ciò, diciamo così, pare che la cultura sia molto più frequente da quelle parti che non dalle nostre. Almeno, quantomeno, esponiamo con queste nostre bandiere per dimostrare anche una sorta di appartenenza. Non possiamo essere dimenticati, non possiamo essere schiacciati da entità che vogliono farlo. Quindi noi di Aquile del Friuli sproniamo anche la gente a casa a esporre quella che è la nostra bandiera, a fare in modo che ci possiamo rendere anche visibili. Ci sono certe zone d'Italia che certe popolazioni, diciamo, minoritarie piuttosto che altro, che si definiscono popolo. Giustamente si definiscono popolo, quando in realtà andiamo a scoprire che hanno una storia che probabilmente è la metà di quella che ha il Friuli, eppure noi questo non lo riusciamo a riconoscere. Solo riconoscendo questo aspetto sono sicuro che una cosa semplice come l'esposizione di quello che è un vessillo, che è un nostro vessillo, diventerà quasi automatica. Cosa ne pensi? Sì, sono d'accordo con te. Io appunto ne approfitto di questa vetrina anche per invitare la gente a esporre la bandiera del Friuli, proprio perché appunto senza vergogna, assolutamente, cioè assolutamente non è una vergogna, ma è una forma di appartenenza identitaria a ciò che siamo, cioè non dobbiamo, non possiamo vergognarci di ciò che siamo, assolutamente. Magari qualche politico ben pensante potrebbe dire: guarda,
tu stai esponendo il tuo segno, ma tu ben sai che ormai la globalizzazione ha portato all'appiattimento, insomma, come posso dire, delle tradizioni, quindi sbaglia a farlo, ma io invito invece tutti i friulani, o comunque chi ama questo territorio, a esporre questo simbolo. Cioè, non c'è nulla di male, assolutamente. Esattamente, poi è un ricordo che vogliamo fare, una precisazione alla regione, magari la bandiera esposta all'esterno degli enti pubblici è sbagliata, non è quella. Diciamo che quella è stata istituita una quindicina di anni fa con una legge regionale che rappresenta il Friuli inteso come istituzione, di certo non il Friuli come lo intendono molti di noi friulani con l'F maiuscola. Certo, è come se la bandiera italiana avesse anziché il bianco il giallo, voglio dire, non c'entra nulla. Sì, la cittadinanza non è nostra è italiana, ma il sangue naturalmente è friulano. Non è la stessa cosa. Perfetto, io ringrazio Andrea e alla prossima. Saluti a tutti.